Autonomia del Veneto, il governatore Zaia ha firmato oggi a Palazzo Chigi la preintesa con il governo, giornata storica dice, apriamo la strada a tutti, l'autonomia diventerà virale, il plauso delle categorie economiche. Il Veneto nella morsa del gelo e domani previste abbondanti nevicate in tutta la regione, Venezia già imbiancata, i comuni si preparano per evitare disagi alla popolazione. Dopo il convivente reo confesso, un altro arresto nel caso dell'omicidio della 46enne fatta a pezzi a Valeggio sul Mincio, bloccato anche il fratello dell'assassino che lo ha aiutato a disfarsi del cadavere. Nel giugno dello scorso anno picchiarono e sequestrarono 2 anziani nella loro casa nel Rodigini, i carabinieri individuano 4 rom responsabili, tra loro anche un minorenne. Alta tensione nell'ex base di Cona, migranti in rivolta per il mancato arrivo del pocket money, mentre gli operatori del centro denunciano di essere stati aggrediti dai profughi. Inchiesta di fanpage su Camorra e rifiuti a Nord-Est, nell'ultima puntata ha svelato il volto dell'intermediaria, un architetto trevigiana. La donna si difende, tutta una montatura, intanto il Movimento 5 Stelle chiede una commissione d'inchiesta. Un artigiano vicentino denuncia la suocera per i continui insulti, diffamazioni e pressioni psicologiche, la lite finisce tra avvocati, la donna paga 15.000 euro per far ritirare la querela. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei telegiornali di Antenna 3, edizione che si apre dunque parlando di autonomia del Veneto, perché oggi il governatore Luca Zaia era a Roma, a Palazzo Chigi, dove ha firmato con il governo la preintesa. Il governatore ha parlato di giornata storica, ha poi detto apriamo la strada a tutti, l'autonomia diventerà virale e per quanto accaduto arriva il plauso delle categorie economiche. Tutto questo nel nostro servizio d'apertura. Il Veneto ha aperto la strada. Ha aperto la strada, una strada per il Veneto e per tutti quelli che la seguiranno, perché troveranno anche le procedure già stabilite, procedure che noi non abbiamo trovato. 22 ottobre 2017, 28 febbraio 2018, 4 mesi per la storia. Palazzo Chigi, ore 12:30, c'è la firma sulla preintesa. Zaia scrive con la stessa penna bic con la quale aveva indetto la consultazione diventata plebiscito per il sì all'autonomia del Veneto. Per scaramanzia, fa sapere via Twitter pochi minuti prima del momento della svolta. Il sottosegretario Gianclaudio Bressa riceve Zaia, Maroni e Bonaccini. Veneto, Lombardia ed Emilia, ma all'uscita i flash sono tutti per il numero 1 di Palazzo Balbi. Una giornata super storica, direi che è un grande obiettivo, il punto di partenza, un punto solido, abbiamo messo i piedi sul terreno solido e da qui non si può che andare avanti, non si torna indietro. Abbandonata la spesa storica, sì, fabbisogni standard, con partecipazione su più aliquote e tributi, le 23 materie, quelle previste dalla Costituzione, e poi ovviamente la costituzione della Commissione paritetica, che è un'istituzione che già esiste nelle province autonome di Trento e Bolzano. Non si torna indietro, cristallizzata la via sulle prime 5 materie, guardando avanti. Noi abbiamo 5 tavoli già aperti che non si dichiarano conclusi ma semplicemente aperti con già delle risultanze, sono per la sanità, per l'istruzione, per l'ambiente, per il lavoro e i rapporti con l'Europa. Continueremo il lavoro anche su questo fronte, aprire gli altri 18 tavoli e quindi poi chiudere l'intesa. Si è definito che l'intesa che andremo a portare in Parlamento sarà un'intesa che dura 10 anni, poi verrà rinnovata e ci sarà un tagliando all'8º anno. Plauso da più parti e non solo politiche. L'Anci Veneto soddisfatta perché intravede maggiore autonomia anche per i sindaci, le categorie economiche una migliore distribuzione delle risorse. E per Zaia quella di oggi è una pietra miliare che lascerà il segno. Ma guardi, io penso che diventerà virale l'autonomia, che esattamente era nelle corde dei padri costituenti. C'è Bressa e non Gentiloni a chiudere il tavolo, un'occasione persa, dice Zaia, ma oggi non è il giorno delle polemiche. E Bressa conferma, quello di oggi è soltanto il primo passo, siamo partiti con 3 regioni, speriamo sia solo l'avanguardia. Io quello che potevo fare a nome del governo l'ho fatto, ora la palla passa al prossimo Parlamento. Ma Zaia avverte. Qui si vede la forza del nostro referendum, quindi oggi c'è di mezzo un popolo che ha dato un'indicazione, per cui per noi non si torna indietro, a prescindere da maggioranze, da larghe intese, piccole intese o altre robe del genere, noi vogliamo l'autonomia. La firma della preintesa sull'autonomia di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sancisce l'affermazione del principio federalista e il definitivo tramonto dell'inattuabile programma secessionista della Padania. Lo afferma in una nota il segretario regionale del PD, Alessandro Bisato. Nel 2001, 17 anni fa, prosegue Bisato, fu approvata la riforma del titolo V della Costituzione. Il centrosinistra diede all'Italia un impianto federalista forte e coerente. Oggi è significativo che uno dei padri di quella riforma, il sottosegretario Gianclaudio
Fabio Bressa rappresenti il governo alla firma dell'intesa con le 3 regioni. In una giornata per certi versi storica assistiamo al tramonto definitivo delle antistoriche chimere padane. E ancora dal Partito Democratico il commento di Simonetta Rubinato. Il giorno storico per il Veneto sarà quando una legge dello Stato riconoscerà l'aspirazione alla vera autonomia per la quale i cittadini hanno votato in massa il 22 ottobre, dice. Oggi prendiamo soltanto atto che il negoziato è iniziato con una preintesa siglata a pochi giorni dal voto. Infine il commento di Laura Puppato che dice: il vero merito va al governo Gentiloni per aver subito accolto le richieste delle regioni, al contrario di quanto fece il governo Berlusconi nel 2008, di cui faceva parte lo stesso Zaia. In primo piano il gelo che sta attanagliando il Veneto in questi giorni, attesa domani la neve su tutta la regione, neve che ha già fatto la sua comparsa a Venezia, in centro storico. Vediamo com'è andata. Soffici fiocchi di neve sono cominciati a cadere nel cuore della notte, accompagnati da forti raffiche di vento. In pochi minuti calli e campielli di Venezia sono stati ricoperti da un manto di circa 5 centimetri, regalando un indiscutibile fascino alla cartolina notturna della città storica. Incantati turisti che torneranno a casa con scatti preziosi da mostrare agli amici sui loro smartphone. Meno inclini al romanticismo i veneziani che si sono svegliati con la città imbiancata e hanno dovuto fare i conti con gli inevitabili disagi. La neve sta bene in montagna. Non a Venezia? No, porta disagi e basta. Perché abbiamo messo un po' di salsi stamattina, ma comunque insomma non così tanto, mi pare che si scivola un poco. Record di infortuni come sempre sul ponte di Calatrava, vera trappola mortale in caso di gelate. L'intervento tempestivo dei vigili che all'alba hanno posizionato i cartelli di divieto di transito per la pavimentazione in vetro è servito a limitare ma non ad azzerare gli scivoloni. E dopo una serie di capitomboli è stata chiusa anche la scalinata che porta all'imbarcadero a CTV di Piazzale Roma con questo cartello non proprio formale ma che dà una chiara indicazione di come devono muoversi i veneziani. Stamattina si è visto che tanta gente scivolava, per cui in questo caso i vigili ci hanno chiesto la disponibilità di mettere queste 2 segnalazioni. Gliele abbiamo fornite e dopo loro hanno messo le transenne, lo spago. Così almeno abbiamo evitato che cadessero altre persone. Il lavoro degli operatori di Veritas, impegnati dal primo mattino a spalare e spargere sale, ha comunque ridotto al minimo i problemi, consentendo di muoversi per la città abbastanza agevolmente senza perdere il buon umore. È bello con la neve. Venezia è come un fiore, anche con la neve. E dall'alba di domani neve in arrivo un po' in tutto il Veneto, i comuni si stanno mobilitando con i piani antineve e a Padova il comune distribuisce sale ai cittadini. Tutti pronti per la neve, le previsioni meteo sono seguite ora dopo ora e oramai ci siamo, anche Padova sta per essere imbiancata da una coltre bianca, si prevedono accumuli di 5 centimetri. I fiocchi sono attesi nella tarda mattinata e scenderanno fino a sera, poi la neve dovrebbe mutare in pioggia, quindi dalla mezzanotte saranno 24 ore di attenzione massima. Sarà una giornata con neve e con accumuli, quindi prepariamoci ad affrontare una giornata di disagi anche dovute alla neve in città. Da Palazzo Moroni è stato lanciato un vero e proprio stato di allerta. Già dalle notti scorse i mezzi hanno sparso una nuova soluzione di sale lungo le strade della città e continueranno fino alla conclusione dell'emergenza. I volontari di protezione civile già da stasera inizieranno la salatura delle principali aree pedonali. Sono stati dislocati nei quartieri 11 punti sale, da dove i cittadini hanno già iniziato a rifornirsi gratuitamente per versarlo davanti ai propri cancelli e sui marciapiedi di fronte a casa. Rifornite anche le scuole che resteranno aperte. Le scuole sono aperte, l'atteggiamento dell'amministrazione comunale è quello di garantire anche in una situazione di difficoltà i servizi, è una comodità anche per le famiglie. La cronaca adesso, i carabinieri di Verona hanno arrestato oggi Vesir Aidani, fratello di Agim Aidani, reo confesso dell'omicidio della compagna
Cadia, cittadina marocchina di 46 anni, i cui resti furono trovati a pezzi il 30 dicembre scorso a Valeggio sul Mincio. Vesire è accusato di aver aiutato il fratello a sezionare il corpo della fidanzata. Un altro fratello è accusato a sua volta di occultamento di cadavere e la sua casa a Verona è stata perquisita dai militari dell'Arma. L'uomo è indagato in stato di libertà. L'omicida infatti è affetto dal morbo di Parkinson, cosa che gli avrebbe impedito di disfarsi del corpo della compagna. Avrebbe così chiesto aiuto al fratello, che non ha mai lasciato l'Italia e che ieri è stato, come detto, arrestato dai carabinieri a Milano, dove vive con la compagna e i figli. Vesire Aidiani è accusato di vilipendio e occultamento di cadavere in concorso. Una violenta rapina avvenuta lo scorso 10 giugno nelle campagne di Lendinara, siamo in provincia di Rovigo, vittime 2 anziani. Ora i carabinieri hanno fermato e denunciato 4 nomadi, tra loro anche un ragazzo minorenne. Indagini serrate che hanno portato alla denuncia di 4 nomadi accusati di rapina e sequestro di persona. Sarebbero loro i responsabili del violento colpo avvenuto lo scorso 10 giugno in un'abitazione della campagna di Lendinara. Ostaggio dei malviventi 2 anziani di 80 e 77 anni. Sono stati legati, malmenati e rapinati. Hanno fatto irruzione intorno alle 23 incappucciati, poi hanno minacciato la coppia con un fucile che avevano preso dalla stessa vittima. Hanno distrutto la casa alla ricerca di una cassaforte che non c'era. Poi se ne sono andati con denaro, monili in oro ed un orologio, un bottino di oltre 1.200 euro. Una notte di vero terrore per le vittime, a cui i malviventi avevano intimato di non chiamare nessuno fino alla mattina seguente. Così i 2 anziani, sotto shock e spaventati, hanno atteso fino all'alba prima di dare l'allarme. Sul posto i carabinieri di Rovigo, coordinati dal comandante Salvatore Gibilisco. I 4 sono residenti nei campi rom di San Bellino a Rovigo e Ferrara. Fra l'altro c'era un minorenne di 16 anni. Al termine degli accertamenti, fra cui diverse perquisizioni nei campi nomadi, i carabinieri hanno denunciato i 4. All'appello ne mancherebbero altri 2, ma i militari sono sulle tracce dei complici. Non è escluso che alla denuncia possa far seguito presto anche l'arresto dei malviventi. Si riaccende la polveriera di Conetta, nuove tensioni tra i 700 migranti accolti nell'ex base missilistica, operatori della cooperativa minacciati e in ostaggio dei richiedenti asilo. Tensione e rabbia a Conetta, dove da lunghissime ore è in atto una doppia protesta con al centro la stessa motivazione, i soldi, il pocket money dei rifugiati e gli stipendi dei dipendenti della cooperativa. We don't like these people. One, they don't give us pocket money. How do we enter a train or pullman? Non ci piacciono queste persone, non ci danno i nostri soldi, ci dice uno dei migranti riferendosi proprio agli operatori della cooperativa. È la ragione per la quale ieri sera alcuni tra i 100 operatori sono stati tenuti praticamente in ostaggio dai richiedenti asilo che hanno impedito il loro rientro a casa. Migranti divisi in chiassose fazioni, mentre una parte ha chiesto a noi di entrare per documentare la rivolta in atto. We can go inside? Yes. We can come inside? Nonostante le diverse rassicurazioni ricevute in termini di sicurezza, l'altra fazione, quella più facinorosa, con più leader africani, ce lo ha impedito. Tutti intorno a noi, fuori la base, cellulari, gazzelle, volanti di carabinieri e polizia, con il nuovo commissario capo della polizia di Chioggia, Rosario Gagliardi, dentro a mediare con i migranti che chiedono di avere 75 euro di pocket money mensile e i documenti per andare via dalla base di Cona. Nobody told me, nobody told us. We just want to know why they have not paid us, no documento, no transfer. Una settimana fa ha fatto clamore il caso trevigiano del professore schiaffeggiato dal padre di un suo alunno. Oggi vi parliamo di un'altra violenza, quella contro i medici, che spesso per questo si rifugiano dietro al protocollo. Da Vicenza un allarme, ma anche un bell'esempio controcorrente. Sentite. C'è attualmente questa tendenza, soprattutto che riguarda la guardia medica. Molte dottoresse che lavorano sono dottoresse giovani, che hanno 25-26 anni,
per paura di aggressioni si fanno assistere durante il turno notturno o da un genitore, dal papà o da un fratello o dal marito qualche volta, e quando vanno anche a domicilio magari si fanno accompagnare in auto. Non solo a scuola, oggi la violenza si consuma sempre di più anche in corsia. A denunciarlo nel corso della conferenza stampa organizzata dall'associazione Obiettivo Ippocrate è il presidente dell'Ordine dei Medici di Vicenza. Non tutto quello che si desidera è concedibile, non siamo di fronte alla medicina dei desideri ma alla medicina dei bisogni, quindi da questo punto di vista qua qualche volta il paziente non capisce e praticamente ci sono queste aggressioni anche molto importanti e serie. Alcune aggressioni sono state denunciate soprattutto nei campi nomadi, dove i medici di turno vengono inviati sempre da soli. Aggressioni fisiche, ma non solo, spesso i medici, per la paura di essere trascinati in tribunale, non si assumono la responsabilità e il rischio della cura. Per questo è nata l'associazione Obiettivo Ippocrate, che oggi ha 2 anni, braccio operativo che coordina 950 tra medici e operatori sanitari in costante relazione con la Regione Veneto. Ne fanno parte medici come il neurochirurgo Giampaolo Zambon, che su una paziente giunta in ospedale in situazioni disperate ha avuto il coraggio di dire sì. Ci si trova in situazioni in cui si ha un minimo di tempo per riflettere. Se uno applica il protocollo e la linea guida, la decisione è fatta, è veloce, è rapida, non si deve fare nulla. Nel momento in cui però tu capisci che oltre a quella che può essere il quadro clinico freddo di quel momento, c'è una persona, c'è una mamma, c'è una donna. Nella mia criticità il dottore ha fatto la differenza mettendosi in gioco, pensando solo a me. Il 2 marzo al Teatro Astra il racconto di storie come quella di Eliane del dottor Zambon, tradotte in un'opera teatrale. L'obiettivo: raccogliere fondi per sostenere la ricerca dell'associazione. Nuovo capitolo dell'inchiesta Fanpage su Camorra e rifiuti a nord-est. Nell'ultima puntata ha svelato il volto dell'intermediaria. Si tratta di un'architetta trevigiana. Lei si difende dicendo è tutta una montatura. Intanto il Movimento 5 Stelle chiede una commissione d'inchiesta regionale. Anche se sono da rapina, possiamo pulire tutto. Facciamo un po' di lavatrice. Se non ne profitti con queste operazioni servono perché uno fa un po' da spazzino, butta via un po' di robaccia che magari c'ha lì di dubbia provenienza o giri un po', a volte magari abbiamo qualche soldino che arriva un po' da... C'ho soldi proprio sporchi, lì l'abbiamo. Sangue. Va bene. Le parole della bioarchitetta, sedicente criminologa nel settore ambientale, ricca di contatti con ambienti politici. Sarebbe lei, la trevigiana Maria Grazia Canuto, la dama di mezzo, l'intermediaria che il sito giornalistico online Fanpage mostra nella 4ª puntata della sua inchiesta Bloody Money, andata in onda ieri sera, sui traffici illeciti in Campania, traffici che si allungherebbero a nord-est, a Marghera. La dama di mezzo, chiamata a fare da tramite tra una cordata di imprenditori locali e l'ex boss camorrista Nunzio Perella, infiltrato per il giornale a insaputa dei protagonisti. La proposta? Un'area per lo stoccaggio di rifiuti nelle vicinanze del porto commerciale di Venezia, dove riciclare denaro della camorra. Come sappiamo, questo denaro non ci sarà. Il trolley, che dovrebbe contenere 2 milioni di euro come primo acconto dell'operazione, in realtà ha al suo interno dei pacchi di pasta. Ma questo, in teoria, i personaggi che interagiscono con Perella non lo sanno, convinti di avere a che fare con un camorrista in azione. Questi sono soldi della camorra. Va bene, dov'è il problema? Sì. Va bene? Vabbè, ma mica li cambiamo noi, li facciamo cambiare. Ma noi ce li dobbiamo andare a prendere dove giù? Te li faccio portare io? Dove tu mi dici? Sì. Della camorra sono chi se ne frega. Faccio parlare con l'amministrazione, col sindaco, con l'ufficio. Dopodomani, se vuoi venire qui sull'area. Dal Ministero dell'Ambiente assicurano di non conoscerla, di non averci mai avuto a che fare, da Venezia anche. La fortuna è che abbiamo delle buone alleanze politiche. Perché ti dico che bisogna correre? Perché finché che abbiamo questa politica, entro un anno dobbiamo fare tutto. Perché dopo non è facile governare una città come Venezia. Se ci capita un cacciare, io non so. Diventa un parco tecnologico di quelli virtuali dove ci mettono piantine. Finita nell'occhio del ciclone, la trevigiana si difende. Stavo al gioco, avevo capito che si trattava di una montatura incredibile. Io ho accettato e portato avanti l'iniziativa perché volevo vedere fino a che punto intendeva arrivare quell'uomo per poi denunciare tutto. Ero già pronta, avevo già allertato i miei legali.
Dunque, tutta una bolla di sapone, con la donna pronta a querelare. Questi sono soldi della camorra. Vabbè, dov'è il problema? Il Movimento 5 Stelle invoca una commissione d'inchiesta per far luce sui risvolti veneti delle rivelazioni di Fanpage. Il Veneto è la nuova terra dei fuochi, discariche abusive, camorra, infiltrazioni, purtroppo lo vediamo dappertutto ed è per questo che come Movimento 5 Stelle abbiamo richiesto subito una commissione d'inchiesta per le ecomafie. In attesa che la magistratura faccia il suo lavoro, la politica veneta deve muoversi autonomamente per ricercare la verità sui presunti traffici illeciti di rifiuti in laguna rivelati da Fanpage. L'appello arriva dal Movimento 5 Stelle che chiede di aprire una commissione d'inchiesta. L'assenza di una progettualità chiara su Marghera, sostengono i grillini, fa in modo che proliferino le possibilità per la malavita di portare a compimento affari sporchi. Non si può andare avanti così. Oggi la politica deve ritornare a una politica sana che ha a cuore in primis la salute dei cittadini, l'ambiente e lo sviluppo per il mondo del lavoro. Altrimenti qua genereremo sempre più distruzione e non andremo da nessuna parte. È necessario un cambio di passo radicale, afferma l'ex sindaco di Mira Alvise Maniero, e a indicare la direzione sono gli stessi personaggi scoperti dall'inchiesta di Fanpage. Dal video emerge una frase chiara: i camorristi e quelli che trattano i rifiuti hanno paura del Movimento 5 Stelle e dicono testualmente: sbrighiamoci a fare questo, dobbiamo farlo entro un anno perché se vince il 5 Stelle noi abbiamo chiuso. Ecco, noi i titoli non ce li diamo più da noi, ascoltate i camorristi, ascoltate di chi hanno paura e facciamoci due conti. Questa vicenda non ancora conclusa, argomentano i 5 Stelle, conferma anche che è necessario sviluppare le attività di indagine sotto copertura con alcuni interventi legislativi che proponiamo da tempo. Nel programma è previsto la figura dell'agente provocatore come strumento per scoperchiare fatti di illegalità o commistioni poco chiare tra politica, affari e imprenditoria. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con la politica e con la corsa verso le elezioni del 4 marzo per i candidati di Grande Nord. Questi ultimi giorni prima del voto sono l'occasione per ribadire il loro obiettivo. Vogliamo essere, dicono, il sindacato del Nord a Roma. Ultime battute di campagna elettorale per i candidati di Grande Nord, il cui programma ruota proprio intorno al nome stesso del partito. Abbiamo preso il testimone di argomentazioni che altri hanno ripudiato nel nome di un presunto migliore risultato. Noi siamo l'unico sindacato del Nord e questo è il ruolo che noi vorremmo avere in futuro. Un limone spremuto, così viene rappresentato il Nord Italia nei volantini elettorali. Un'immagine simbolica dell'obiettivo del partito e dei suoi candidati. Noi vogliamo essere un po' come la Südtiroler Volkspartei, il sindacato del Nord a Roma. E quindi non saremo né a destra né a sinistra, ma appoggeremo volta a volta tutti quei provvedimenti che farebbero il bene del Veneto e del Nord in generale. Un artigiano vicentino ha denunciato la suocera per i continui insulti, diffamazioni e pressioni psicologiche subite. Quel mostro di suocera, quando la realtà è come un film. Lui è un artigiano vicentino cinquantenne che ha sposato la moglie e nel pacchetto all inclusive si è trovato a vivere pure con la suocera, che a sentire lui lo maltratta da molti anni, lo denigra, lo insulta, lo diffama, lo tormenta in continuazione e gli mette pure contro gli altri parenti. Insopportabile. Ah, sta benissimo. Alcol 20%. Stanno già telefonando ai parenti. Liberami dal karma negativo. Ah! Così il genero ha finito col rivolgersi a un avvocato chiedendo che la suocera sia allontanata una buona volta da casa. Lei però aveva già deciso di ritirarsi in un appartamento del palazzo di famiglia e di non mettere più piede in casa della figlia e del genero, che non è capace nemmeno di smettere di fumare. Ora, prima che la procura chieda il processo per stalking, la suocera ha fatto un passo importante, ha offerto al genero 15.000 euro per ritirare la querela. Lui ha accettato e l'inchiesta si è conclusa. Sarà l'inizio di un nuovo rapporto, magari non d'affetto, ma almeno di sana tolleranza.
In chiusura un'ultima notizia, il Tribunale di Verona ha concesso il concordato preventivo per la Melegate di San Giovanni Lupatoto, lo rende noto Hausbrand Trieste 1892 SPA, l'azienda trevigiana del caffè che ha dato la disponibilità a rilevare la storica azienda dolciaria. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà un inizio del mese un po' anomalo, con la neve che regnerà un po' ovunque sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 1 marzo. Sul Veneto la nostra grafica è molto eloquente, ci mostra infatti che nevicherà un po' ovunque sulla nostra regione, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Diamo ora uno sguardo anche all'andamento delle temperature, le minime saranno sotto zero, comprese tra -4 e -2 gradi, valori massimi tra -1 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, nevicate fino al piano diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione, anche in questo caso a partire dal mattino. Sarà una giornata di ghiaccio con temperature minime tra -4 e -3 gradi, massime invece intorno allo 0. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Locali nevicate fino in valle, andrà meglio invece sui settori di confine con tempo più stabile e anche per lo più soleggiato. Vediamo le temperature, le minime saranno gelide, comprese tra -9 e -3 gradi, massime tra -1 e 0 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.